Trevisan che ama definirsi non storico ma appassionato curioso della storia nostrana. In effetti, oltre ad aver trattato questo argomento, lui ha trattato anche altri argomenti. Io ricordo la storia dei fiumi di Vicenza, o sbaglio? Sì. La storia di Vicenza attraverso la toponomastica, e quindi è una persona che si è dato da fare per conoscere la storia vicentina. Oggi ci parlerà appunto dei profughi, della Grande Guerra, della guerra 15-18. Le storie che sentiremo di Adolfo e di Mary, Concetta, Ennio, Domenico, Luisa, Giovanni, Anna, Giuseppe, Antonio non sono altro che le storie che adesso stanno coinvolgendo persone, famiglie che stanno vivendo la guerra ai nostri giorni. È una cosa analoga a quella che hanno vissuto loro nella guerra del 15-18. Pensiamo a ucraini, siriani, palestinesi, alla rotta balcanica in cui sono cacciati come animali selvatici. Già gli ucraini sono trattati già meglio perché sono ricevuti dalle varie nazioni limitrofe con sono accolti bene. E poi pensiamo alle guerre africane che costringono persone ad attraversare il mare, e chi riesce ad attraversare e vede un po' di luce spesso viene trattato come invasore. Quindi le storie che sentiremo oggi ci richiamano queste storie. Do la parola a Adolfo Trevisan, però prima desidero leggere 3 righe del libro sull'8 settembre 1943 di Pericle Fidenzi, che parla della storia che non sono le battaglie ma che sono le persone. Allora dice: la storia, pur trapassando i problemi dei singoli, non può prescindere da essi, che quella formano con le loro relazioni ed interferenze. Gli individui, anche se appartenenti all'umile classe di chi ubbidisce senza chiedere tanti perché ed ignora i segreti dell'alta politica, sono ad un tempo soggetti attivi e passivi della storia. Quindi la storia, non solo la storia delle battaglie, ma la storia delle persone. Bene. Si sente? No, aspetta un attimo, bisogna passare. Si sente? Buon pomeriggio a tutti. Ecco, come diceva Gian Guido, parleremo di guerra, ma non quella dei re, degli imperatori, dei generali, delle armate e via di seguito, ma la guerra vissuta dalla nostra gente e nelle nostre famiglie è stata riportata continuamente al resto. Sembra impossibile, sono passati 100 anni, ma o i genitori o i nonni raccontavano queste cose in famiglia e noi le abbiamo raccolte. Un po' è stato per caso 10 anni fa, di San Pio X, dovevamo fare una celebrazione di questo disastro che era successo su quei nostri monti, e con sorpresa molti dei collaboratori di qui, molti sono qui presenti, hanno detto: ah sì, io mi ricordo quello che diceva mia madre, mi ricordo quello che diceva mio nonno. E così abbiamo pensato che invece di fare la storia in modo classico, farla formato filosofo. Cioè la raccontiamo nelle cose banali anche. C'è poco di epico, c'è molto di vita vissuta, dei disastri, di quello successo, di povera gente che aveva 2 vacche, un asino, 3 campi e sono tornati e non avevano più niente. Ecco, forse interessante questa spontaneità. La situazione nella sostanza è questa: abbiamo scritto 1915-18, inizialmente avevamo parlato 1916,
Poi a un certo momento sono usciti qualcuno che era di origine trentina del confine e ho detto no, ma noi siamo stati profughi nel 1915 quando l'Italia ha attaccato l'impero. Poi è venuto fuori ma nel 1918 quando sono rientrati. Nel frattempo abbiamo trovato dei documenti perché un'altra ondata di profugato è stata a seguito della rotta di Caporetto, in cui nel 1917 sono stati sfollati un'altra quantità di persone della provincia, resto anche della parte di Pianura. Quindi l'abbiamo detto noi profughi, l'avevamo scritto perché sono cose della nostra famiglia, insomma, ma sono anche cose della nostra popolazione, quindi noi, ecco, non gli altri, noi. Il quadro geografico in cui si svolge la zona sono i nostri monti e le nostre valli, i nostri paesi. Sui fondovalli abitavano Veneti e Trentini che parlavano la stessa lingua. Sui monti abitavano i cosiddetti cimbri che parlavano la stessa lingua, di qua e di là del confine, divisi da un confine che a suo tempo era stato concordato ormai da secoli tra la Repubblica Veneta e l'Impero Asburgico. Non è che fosse stato un confine molto tranquillo, se ricordiamo le 7 croci sul Pasubio, dove per un pezzo di pascolo si sono ammazzati, ancora nel 1400. Oppure il fatto che le nostre montagne sono costellate di questi cippi, questi sono gli ultimi qui del 1753, tra la Repubblica Veneta e l'Impero Asburgico, perché c'erano gli sconfinamenti, c'erano le lotte e via di seguito. E la cosa non è finita perché in Marcesina, tra il comune di Asiago e quello di Strigno, c'è ancora a fianco di questi cippi un triplice ordine di filo spinato. Si dice che è per la caccia, non lo so. Insomma, comunque c'è il filo spinato. 24 maggio 1915. Ricorda Mari, che non vedo, e dice mio padre che era da Pedemonte quando è partito il primo colpo di cannone del Forte Verena. Mio padre Mario era nato a Pedemonte nel 1908. Il 6 giugno del 1915 i gendarmi passarono casa per casa ordinando agli abitanti di Pedemonte lo sgombero immediato. Dissero loro di portare via solo quello che avevano addosso, tanto la guerra sarebbe durata poco, sarebbero tornati presto. Divisero la popolazione dei gruppi, gli uomini dei 60 ai 40 anni furono arruolati e mandati a combattere i russi in Galizia. Le donne, i bambini piccoli e vecchi furono avviati ai campi di raccolta in varie località dell'impero. Mio padre, che allora aveva 8 anni, sufficienti a spingere una carriola, si aggregò dei gruppi di muratori che costruivano le strade in Valle Garina. I suoi genitori e quelli di mia madre furono mandati a Braunau am Inn nell'Alta Baviera, dove non furono trattati male. Qui nacque nel 1917 mia madre Massimina. Sempre i Trentini, ricorda Concetta, qui da voce la figlia Silvia. Mio bisnonno materno, Angelo Tranquillini, nato nel 1872, abitava con la moglie Prandi Petronilla a San Martino di Arco, sulla linea di confine tra l'impero austro-ungarico e il Regno d'Italia. Erano quindi cittadini tedeschi, pur essendo di cultura e tradizione italiana. La famiglia Tranquillini, composta dai genitori e le figlie, pur nel periodo critico generale, stava bene. Il padre contadino possedeva terra, casa, animali, la moglie era maestra. Con la dichiarazione della guerra da parte dell'Italia, il 24 maggio 1915, in questa zona si intensificò la chiamata alle armi, reclutando gli uomini fino a 40 anni di età e si rese obbligatorio lo sfollamento della popolazione.
In 3 giorni si dovette abbandonare la casa e quanto si possedeva, assicurati dalle autorità tedesche che sarebbero stati protetti all'interno dell'impero e non sarebbero stati toccati dalla guerra. I bisnonni partirono con il carro da Arco, portando al seguito gli animali che dovevano essere consegnati all'ammasso. Con la bambina appena nata salirono al passo San Giovanni, quindi giù a Lopio, Mori e Rovereto. Con loro c'era anche il parroco che voleva condividere la sorte dei suoi fedeli. Da Rovereto partivano ogni giorno 3 treni. Le persone si accalcavano nei vagoni speranzosi, senza sapere quale sarebbe stata la loro meta. A Bolzano furono fatti scendere, furono smistati su altri treni senza tener conto del paese d'origine e quindi i compaesani si trovarono separati. Mio bisnonno fu mandato a Kuttenplan in Boemia, oggi Kodova-Planà, a nord-ovest di Pilsen nell'odierna Repubblica Ceca. Qui lo aspettavano baracche di legno che ospitavano fino a 70 persone, dove patirono la fame, il freddo, la malattia e spesso la morte, visti con ostilità dai tedeschi che li consideravano stranieri e traditori perché parlavano l'italiano. Qui nacque mia nonna Antonietta, il 16 gennaio 1917. Ennio da Castelsambuco, no? Hai indovinato. Io porto un cognome tirolese, Angerer, e da parte di mio nonno e di mio papà la tradizione è proprio quella di avere queste ascendenze nella zona di Schwaz, vicino a Innsbruck. Detto questo, il mio nonno, che io non ho mai conosciuto, era un gendarme austriaco che faceva servizio sui confini tra Austria e l'Italia, nella zona di Fiera di Primiero, giusto forse che conoscete, e lì vicino c'è la Valle del Vanoi. Quando è scoppiata la guerra, come diceva prima la precedente illustratrice, Silvia, in effetti quando è scoppiata la guerra tutti gli uomini in età di fare i soldati sono stati portati via, non importa quale lingua parlassero, e difatti il contributo dei trentini di lingua italiana che sono andati a fare la guerra in Russia e in Galizia è di 10.000 morti, 14.000 feriti e 12 o 13.000 prigionieri, quindi una cosa non da poco. Cosa è successo alla famiglia Angerer? Mio nonno Anton era già morto nell'11, lasciando vedova con 4 figli, e di conseguenza al momento del dover decidere cosa fare, perché le truppe austriache si erano già ritirate appena l'Italia ha dichiarato guerra sulla linea di difesa che era stata predisposta sulle Alpi, le Fassaner Alpe, la Valle di Fiemme, no? E quelle Valle del Primiero, del Vanoi e altre valli vicine sono state abbandonate all'ingresso dell'esercito italiano. Di conseguenza la popolazione è rimasta così senza saper bene cosa fare. Quelli che avevano qualche possibilità sono sfollati in Austria, come abbiamo sentito. Mia nonna con sua mamma e i 4 figli, essendo figlie parenti di un gendarme ancora che morto, sono stati portati non in un campo quasi lager come gli altri, sono stati portati a Mittendorf, che era vicino a Bregenz sul lago di Costanza, dove però hanno patito anche loro la fame, però i bambini sono stati iscritti alla scuola elementare, perché in Austria era obbligatorio per i bambini fare la scuola elementare, no? Non si scherza. Questo un po'. Fame abbastanza, mio papà diceva che quando si riusciva a mangiare un gatto si faceva festa, tanto per me. Voi potete apprezzare essendo di Vicenza, no? Detto questo, cosa è successo? È successo che alla fine della guerra, nell'inizio del 19, la famiglia è rientrata in Italia e hanno dovuto ricominciare le scuole elementari, però se non altro sono rientrati al loro paese. Sempre nella valle del paese c'era anche la famiglia di mia mamma, di cognome Loss, quindi un cognome italo-austriaco, però erano
decisamente di lingua italiana. E cosa è successo? È successo che loro non sono sfollati in Austria, sono rimasti in paese. Quando sono entrate le truppe italiane però è subentrato un atteggiamento di perplessità nella popolazione, di estrema diffidenza, se non di, come si può dire, di semi-persecuzione da parte degli italiani che non si fidavano dei locali e li chiamavano austriacanti. Allora la famiglia dei miei nonni dall'altra parte, 3 ragazze e 2 maschi che erano già negli Stati Uniti, comunque emigrati, quindi le 3 ragazze con i genitori, sono stati divisi, perché avevano l'età per essere divisi, e mandati il papà verso Varese, la mamma verso Firenze e le figlie verso il Lazio, non so dove perché non ho mai avuto modo di conoscere. Questo ha provocato nella mia prozia Nina la creazione di una protesta formale che si trova ancora su, diciamo, non su Facebook perché non c'era, ma si trova nelle biblioteche di Google eccetera, contro questo atteggiamento degli italiani che era persecutorio. Ultima cosa, c'è da dire che comunque gli italiani che ospitavano questi sfollati austriacanti sono stati grati perché, come dicevo prima, tutti sapevano leggere e scrivere, quindi in Lazio, nel Molise, in Calabria, dove questi canalini, dico io, di Canal San Bovo, sono andati, aiutavano a leggere le lettere dei soldati, a scrivere lettere ai propri soldati. Quindi c'è stato un inizio di collaborazione che pian piano è proseguita. Adesso, comunque al mio paese, che è Italia, siamo a 30 km da Feltre, cosa succede? Quando arriva qualcuno targato Treviso, Padova, arriva in italiano. Ecco, allora adesso Domenico, ma legge la figlia Francesca. Domenico ci ha lasciato qualche mese fa purtroppo, allora Francesca ricordami. Nonna Teresa era nata negli Stati Uniti d'America, ma in seguito alla morte del padre, con la sua mamma, i 3 fratelli Tommaso, Giovanni, Antonio e lo zio, fece ritorno ad Asiago, da dove il suo papà e la sua mamma erano partiti anni prima in cerca di fortuna. L'arrivo ad Asiago per la nonna fu un evento drammatico, in particolar modo per la differenza nell'alimentazione. Lei infatti era abituata a fare colazione con i biscotti, ma ad Asiago c'erano solo polenta e latte. Rimasero ad Asiago ed affrontarono la vita difficile della montagna. Divenuta grande, la nonna si sposò con mio nonno Domenico e diede alla luce mio papà Giovanni. Ma poco dopo il parto, con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, mio nonno fu richiamato alle armi e partì per il fronte. Anche i 3 fratelli di mia nonna furono richiamati e partirono per la guerra. Considerato che Asiago era zona di operazioni di guerra, dovettero emigrare verso la pianura. Erano contadini e boscaioli e possedevano un asino e 3 mucche. Caricarono poche cose sul piccolo carro di montagna e si misero in cammino verso la pianura, passando per i paesi di Conco, Gomarolo, Santa Caterina, Crosara, Vallonara e Marostica. Mentre scendevano, in senso opposto salivano i soldati con i loro mezzi. I soldati non pensavano a cosa andavano incontro e rincuoravano i profughi dicendo loro che avrebbero cacciato da Asiago i soldati nemici e loro sarebbero presto tornati nelle loro case. Trovarono ospitalità presso altri contadini a Marostica. La vita da profughi fu molto dura, ma ciò che faceva più male a mia nonna erano i continui colpi di cannone che giungevano dalle montagne e le interminabili file di ambulanze che scendevano dai monti di notte con i soldati feriti, che gridavano terribilmente dal male, perché le ambulanze erano molto rustiche, con gomme piene e percorrevano strade bianche e zeppe di buche e sassi. Quindi i feriti erano soggetti a forti scossoni che provocavano acuti dolori alle ferite. Allora la nonna pensava al marito e ai fratelli e non riusciva a prendere sonno.
Luisa. Sono una italiana che ha sposato Un tedesco. un canadese. La storia della mia famiglia, a me nota, inizia nel 1878 con la nascita di mio nonno Bortolo, che in età scolare fu mandato a studiare a Bassano all'Istituto Scalabrini e, ritornato a Foggia, conobbe mia nonna Maria Cappellari, si innamorarono e nel 1902 si sposarono. Il nonno per lavorare, mio nonno Bortolo Geller, Foggia, origine di Foggia. Il nonno per lavorare emigrò in Germania, dove fece svariati lavori, lasciando la nonna in paese a crescere i figli che nei suoi ritorni metteva al mondo e sostenendosi con il lavoro di sarta. Lui di là e lei di qua, sempre agiata, quasi. La nonna, evidentemente stanca di ciò, decise di iscrivere il nonno ad un concorso indetto dalla prefettura di Vicenza. Il nonno si preparò e vinse l'assunzione presso la sottoprefettura di Asiago. Finalmente tutti riuniti. Mio papà, però, nel 1915, 16, nel 1916, si ricorda perfettamente della notte in cui sentì la prima cannonata sul Verena e la furia che la nonna ebbe per mettere in salvo tutti questi bambini, perché all'epoca ne ha fatto 7 figli e quindi all'epoca ne aveva 6, ne aveva uno in grembo. Si prepararono in fretta, disordinatamente, e poi decisero di prendere e mettersi in cammino verso Foggia per tornare ad essere un po' più lontani dalla mira delle cannonate. Ci riuscirono, ma a piedi, incamminati verso Foggia, più marginale sull'altipiano, dove cercarono un rifugio presso parenti. La nonna si accorse che aveva poche cose portate via per tutti questi bambini e loro, per cui lasciarono i bambini dai parenti e tornarono in fretta e furia ad Asiago per far bagagli più grossi, e lo fecero in tempo prima che la cannonata micidiale che colpì la città prendessero di mira proprio la zona in cui vivevano e abitavano e crollasse giù tutto. L'unica cosa che è rimasta in piedi è stata la statua della Beata Giovanna di Asiago. Se voi conoscete Asiago, sul corso principale a un certo punto c'è la Madonnina della Beata Giovanna. Ritornati a Foggia decisero di scendere in pianura, però, per ripararsi ancora meglio, e la via più protetta era la famosa Calà del Sasso, che portava Valstagni a Valsugana, e con l'aiuto di un asino che qualcuno aveva prestato scesero i 4.444 scalini per raggiungere i parenti della nonna a Carmignano di Brenta. Il nonno si aggregò alla prefettura a Vicenza e così lasciarono le figlie maggiori dei parenti Cappellari, e con gli altri 3 figli e il nascituro vennero a Vicenza, dove con tante difficoltà si stabilirono fino dopo la guerra, quando, richiamato per la ricostruzione, il nonno ritornò ad Asiago con tutta la famiglia per sistemarsi in una baracca come tutti, dove condividevano lo spazio anche con gli operai che erano addetti ai lavori. Grazie. Giovanni Scazzari da Asiago, mi chiamo Giovanni Scazzari e porto il nome del nonno che nel 1916 è dovuto scappare da Asiago assieme a tutta la famiglia perché il paese stava per essere bombardato, cosa che è avvenuta alla completa istruzione di tutto il paese. Purtroppo non ho conosciuto i miei nonni perché morti prematuramente o quando ero ancora bambino. Per questo ho raccolto molti ricordi e testimonianze significative della terribile esperienza vissuta dai miei genitori. Quello che so mi è stato raccontato da mia nonna, morta quando avevo 10 anni. Mi raccontava che i nonni paterni si erano rifugiati a Bassano, dove nell'ottobre del 1917 è nato mio padre. Fortunatamente, si fa per dire, sono stati ospitati da parenti e quindi immagino che si siano trovati in minore disagio di altri compaesani
e sono dovuti andare presso altre famiglie caritatevoli ma sconosciute. Anna, la tascheggesura. Scherzona, Cabrari. Dunque, il ritornello, posso dire in dialetto, parmigiera come il ritornello che mia mamma ripeteva sempre. Mia madre Maria era nata nel 1906 a Treschegesuna, ai Cabrari. Quando ci fu l'offensiva austriaca, la sua famiglia non voleva andarsene perché avevano la casa, la stalla con le vesti, il fienile e i campi che da generazioni erano di loro proprietà, perciò scapparono all'ultimo momento. Infatti furono date loro 6 ore di tempo per fare armi e bagagli e correre giù per la Val Canaglia, passando per Tresche e Conca. Ricordava mia madre che allora aveva 10 anni, che vicino alla stazione era piena di morti. I soldati che erano sul treno erano stati colpiti, che doveva scavalcare per scappare e che nelle canalette a fianco della strada scorreva il sangue. Si rifugiarono a Posta di Sara, a casa di parenti. Mio bisnonno Doardo Barbieri lavorava alla pietra in una sua piccola cava a Piovene. Ogni tanto saliva sull'altipiano del Asiago per lavorare in marmo. Qui conobbe Maria Frigo che abitava a Treschegesuna, ai Cavrari. Si sposarono e fecero una casetta davanti alla cava. Ebbero 4 figli, 2 maschi che aiutavano Doardo in cava e 2 femmine che andavano a lavorare in fabbrica da ossa. Nel 1916 il figlio più vecchio, caporal maggiore di granatieri, morì sul Savotino lasciando la moglie vedova in attesa di una bambina. L'altro figlio, artigliere da montagna, era su qualche monte a combattere. Nel frattempo a Piovene qualche patriota zelante andò dai regi carabinieri a dire che la Maria parlava tedesco. Questi si presentarono in casa per arrestarla in quanto ostentante. Dovette intervenire il sindaco per garantire che la Maria era una brava suddita italiana. Buonasera. Giuseppe da Enego. Oh, scusa, da Lusiana. Sono Giuseppe Pozza da Lusiana, altopiano di Asiago. Ringrazio Adolfo che mi ha coinvolto in questa, tra virgolette, avventura. Io a suo tempo ho descritto le 4 righe che mi ha lasciato come memoria mio papà per l'avventura che ha vissuto lui, non il profugato, perché la zona di Lusiana comunque non era stata interessata dalla guerra, per fortuna. E allora avevo 6 anni e con mia mamma Angela e mia sorella Amelia, il bisnonno, mio bisnonno Bernardo Fatai, ci ha accompagnato sino alla Longa di Schiavon con il carro trainato dalla cavalla bianca, la Visa, una bella cavalla lipizzana. Nella nostra famiglia le vacche e i cavalli erano di norma. Mi ricordo che anche nel 1946 avevamo una cavalla bianca. La mamma Angela aveva posato il suo sacco di lenzuola, eccetera, in un angolo di un grande stanzone che si trova vicino alla chiesa di Longa e attualmente è uno stabile in disuso. Il nonno si è accompagnato dalla sua figlia zia Betta, classe 1881, e lì ci ha lasciato in custodia. Io ero contento di aver vissuto, dice mio papà, questa avventura, perché con i cugini Lino, Ernesto e Angelo andavamo a mangiare le siarese marostegane nel mese di giugno, sono in maturazione da quelle parti, e naturalmente ci parlavano anche della tranvia, della ferrovia, la Vacca Mora, che da Vicenza collegava Marostica fino a Bassano. Le strade che collegavano l'altopiano fino a Marostica erano strade bianche. La fortuna è voluta che i comuni di Conco e di Lusiana
Successivamente si sono messi d'accordo di far proseguire la strada bianca da Crosara, Santa Caterina fino su a Lusiana. Però all'epoca, quando sono arrivati, diciamo così, i nostri soldati da Santa Caterina verso Valcecona, verso Asiago e così, hanno costruito la strada militare, tuttora percorribile, da Lusiana verso Valcecona e verso Asiago. Bene. Un altro momento del profugato, questo abbiamo scoperto recentemente, è stato il 24 ottobre 1917 con la rotta di Caporetto. È una cosa che è passata, ma il Comando Supremo Italiano è stato aver previsto che quella linea segnata in rosso, che era poi la linea di resistenza su cui si assestò l'esercito italiano, poteva essere spostata fino a raggiungere la linea Mincio-Adige. Per cui furono emanate diverse disposizioni che provocarono un ulteriore allontanamento della popolazione. Questo è un telegramma che ho ritrovato in una pubblicazione recente, in cui si dice: informo che autorità militari ha disposto con maggiore sollecitudine e sgombro codesta popolazione ed ufficio che saranno inviati a Milano. Prego prendere provvedimenti del caso. Questi telegrammi in alcuni casi furono gestiti in maniera con buon senso, in alcuni casi, tipo per esempio quello di questo telegramma, che era di Piovene, il comando dei carabinieri lo prese alle lettere e fece scoprire la gente in velocità. E questi finirono nei posti più disparati. Naturalmente, per fare queste cose, istituirono anche il passaporto per l'interno. Provo adesso, sì, va bene. Naturalmente, allora, per gli spostamenti vennero anche istituiti i passaporti per l'interno. Questo è di una giovane operaia di Elena Rossi, che era di Catrano, resto si muoveva lì. Questo è il caso della mia famiglia. Mia nonna Albina con mia madre e sue sorelle andarono a Profughi a Perugia. Dopo qualche incomprensione per la lingua e qualche sospetto di essere austriache, la cosa andò di lusso sostanzialmente, a parte la lontananza. La sorella Maria, invece, con 5 figli, il marito militarizzato, fu mandata ad Aversa, dove morì di tubercolosi. Nel 1918 inizia il rientro, altrettanto drammatico. A Lusiana, racconti tu? Sì. Non è terminata la guerra, perché io mi appiglio ancora al periodo in cui mio papà raccontava il ritorno dalla Longa di Schiavon a Sudiconte di Lusiana. Lusiana è stata fortunata assieme a Conco, non è che non ha avuto danni e distruzione come è avvenuto a Gallio e ad Asiago, con i bombardamenti che venivano su da Ziano di Fiemme con il Lang e Yong. Siamo stati fortunati. Allora il papà è stato, al termine, diciamo, del periodo tranquillo, è stato riportato su assieme alla mamma, su di Conte, e guarda un po' che cosa ha vissuto. Ha vissuto l'esperienza di andare dai soldati che avevano nella zona della nostra, diciamo, contrada istituito la salmeria, e andavano lì a trovare questi soldati italiani. Loro erano contenti di vedere i bambini e davano del pane che non erano altro che le gallette di una volta, molto buone da inserire nel latte al posto delle patate. Vorrei approfittare un attimo solo per dire: se Lusiana è stata risparmiata, non tanto Valcecona o la zona di Puffele. Noi abbiamo lassù, verso la montagna, una proprietà
E io nel 1946, diciamo, sono andato a vedere i camminamenti che sono stati fatti nel 1915-17 da Valcecona, che andavano su sulla montagna di Monte Bertiaga. Tuttora sono là questi camminamenti. Ci sono anche delle scritte e io ho scoperto delle scritte, come ad esempio adesso si vedono le salme, cose del genere, la batteria, la divisione, eccetera. Hanno questi soldati che erano scalpellini, hanno lasciato il loro ricordo. Sono ritornato sul posto ultimamente anche a vedere, purtroppo il muschio ha coperto tutto, il tempo copre tutto. Non è che dobbiamo dimenticare, non possiamo dimenticare quello che c'è stata, la guerra nostra. Nel 1918. Si sente? Sì, se meglio. Aspetta. Adesso? No. Uso questo. Sì. Nel 1918 abbiamo trovato questo telegramma che dice: date le felici condizioni delle cose, prego la venire al più presto prendere accordi per il ritorno della popolazione del suo comune. Quindi è finita la guerra, tutto bene, e il resto adesso ritornate subito. E quello che aspettava a quella gente che abbiamo visto che era dovuta scappare fu questo. E ad Asiago, ricorda Giovanni, che parlo sempre io per lui. Anzi, prima è Anna che ci ricorda a Tresche Conca cosa è successo. Ha finito questo? Sì. Finita la guerra, mio nonno tornò a piedi in avanscoperta e trovò solo mucchi di sassi dove prima c'erano la casa, la stalla e il fienile. Per anni abitarono in una baracca di legno, ma ripresero a lavorare i campi e i prati tra buche di bombe, reticolati e qualche ordigno inesploso. Rifecero la casa com'era, quella casa c'è ancora ed è come l'avevano fatta nel 1916. Se va da Tresche, la strada sotto quella H9 a destra la vede fatta proprio. Allora leggo per... No, ma io non ho molto da dire perché ripeto, i nonni sono morti con il bambino. Quale? Non sapevo di essere stato coinvolto, scuso. Ho solo qualche frammento di ricordo di mia nonna paterna di quando sono tornati al paese con i carri trainati da cavalli come quelli usati per scappare e hanno trovato la più completa e desolante distruzione della casa e delle cose in essa contenute. Mi indicava i luoghi e le strade lungo le quali erano accatastate le bombe che il genio stava recuperando e che formavano delle muraglie alte alcuni metri. Adesso non so cosa pagherei per sapere cosa è stata per loro questa terribile esperienza, ma purtroppo quando si è bambini non ci si pensa e gli anziani evitano di raccontare le loro tristi esperienze. Per chi ha vissuto cose terribili di solito cerca di non parlarne. Anche mio padre che ha vissuto la guerra, l'altra diciamo, ne parlava veramente poco. Grazie. Ad Asiago adesso. Mio nonno e i fratelli di mia nonna fortunatamente tornarono tutti vivi e senza ferite dal fronte. Mio nonno morì quando io avevo 5 anni e quindi fu mia nonna a tramandarmi i racconti di vita di quegli anni duri.
A guerra finita i profughi non poterono tornare a casa perché ci volle un periodo di tempo per la bonifica del territorio, pieno di ordigni bellici inesplosi. Quando finalmente mia nonna e la sua famiglia tornarono, dove sorgeva la loro casa c'era un cumulo di macerie. In effetti Asiago fu completamente rasa al suolo e l'unica cosa che rimase intatta era la statua della Beata Giovanna Maria Bonomo, suora nativa di Asiago, che ancora oggi si può vedere in corso 4 novembre ad Asiago. Costruirono molto in fretta delle baracche in legno, perché le prime case nuove le finirono di costruire solo molto tempo dopo. Mio papà mi diceva che sui prati c'erano ancora molti resti dei soldati caduti, come ossa e anche qualche teschio, oltre a schegge o granate inesplose. Per questo la guerra ad Asiago continuò a causare la morte e il ferimento di tante persone per molti anni ancora dopo la sua fine. Lo zio di mia madre, a guerra finita, andò ad Aversa. Lo zio di mia madre, a guerra finita, andò ad Aversa a recuperare i 5 figli orfani sopravvissuti in qualche maniera. E quando si presentò in stazione a Napoli chiedendo il foglio di via per tornare a casa, poiché non aveva più soldi, si sentì dire: ma pretendi di fare il turista a spese dello Stato? Nel frattempo, questa dovrebbe essere Mari da Chiedemonte. A guerra finita tornarono a casa e trovarono tutto distrutto. Non c'era più niente e soffrirono anche la fame, cercando di coltivare quel poco di terra che sulle terrazze rubate al monte. Mi raccontava mio padre che prima della guerra quelli di Ponte Posta italiani li prendevano in giro dicendo loro: se vinsemo la guerra vi portiamo via tutto. Ma anche a Ponte Posta le case erano distrutte, così a Reste Basse fino ad Arsiero e a Velodastico. Ed è una considerazione da fare: una guerra di potenti, tra i poveri diavoli nessuno aveva vinto e tutti ci avevano rimesso. Per finire, un ricordo che viene da lontano, è stata sorpresa. Purtroppo Antonio non è potuto venire perché ha l'influenza. Lui era originario delle Puglie, però ci ha portato questa bella storiella la storia. Durante il primo conflitto mondiale molti cittadini italiani nativi delle zone di guerra, in particolare del nord-est, furono costretti a sfollare i loro paesi per ripararsi nelle regioni del mezzogiorno sud della penisola. L'incontro-scontro di culture segnò sicuramente entrambe le popolazioni. Nonostante tutto, questa migrazione interna favorì anche unioni di coppie di diversa provenienza. Un episodio del genere interessò anche parte della mia famiglia d'origine, quello di mia nonna paterna. La vicenda che racconto ha avuto origine pertanto in un piccolo e tranquillo paese della provincia di Foggia, Ascoli Satriano. Un fratello di mia nonna paterna, Luciano, appartenente a un'antica e facoltosa famiglia del luogo, sposò una giovane ragazza profuga veneta, proveniente dalla zona di Vittorio Veneto. Dall'unione nacque anche un figlio. Purtroppo, non molto tempo dopo, l'epidemia di influenza virale del 1917 procurò la morte della giovane veneta nonché quella del piccolo figlio. La prematura scomparsa della giovane influenzò molto la vita affettiva del mio parente. Il ricordo indelebile di quell'unione continuò ad echeggiare lungo negli affetti familiari. Tutto era accaduto in un così breve periodo di tempo da sembrare quasi un racconto. La memoria, per fortuna, non fa dimenticare gli affetti, anzi viene a volte involontariamente trasmessa a figli e nipoti. Infatti, tutte le volte che con la nonna mi recavo nel suo paese d'origine, oltre a fare visite ai parenti, non mancava la consueta passeggiata al cimitero, alle tombe dei bisnonni ed altri parenti, e al ricordo
della prematura scomparsa della giovane profuga veneta. Grazie. Grazie a tutta la compagnia e anche grazie perché siete riusciti a concentrare in un tempo brevissimo tante storie, appunto. E volevo vedere se qualcuno qua di noi vuol dire qualcosa o ecco, lo sai. No, la cosa che intanto vi ringrazio moltissimo perché è un bel modo di narrare la storia. La cosa che mi colpisce di più quando sento queste storie qua del profugato è la disorganizzazione, l'improvvisazione, il non considerare l'effetto che questo mandar via le persone in brevissimo tempo avrebbe avuto sulla loro vita, sulla loro mente, sulla loro esperienza e quindi mi chiedo come anche i grandi capi, non so come si chiamano, potessero non avere in mente questa cosa, non pensare in tempo a organizzare questo esodo. Beh, non sono io sufficientemente competente, una cosa mi viene a pensare questo, che dire la verità, chi fa scatenare le guerre non è né per la religione né per la razza né per le altre cose, e la gente gli serve o per fare figli per la patria o terreni da conquistare, e la gente che c'è in mezzo talvolta è anche l'intralcio, quindi non è che la preoccupazione di questi sia la gente coinvolta, così mi viene da pensare in libertà. Leggevo, non so se mi è sfuggito, ma è che i profughi, soprattutto quelli che parlavano cimbro, erano considerati nemici dai tedeschi perché abitavano in territori italiani e nemici dagli italiani perché parlavano tedesco, per cui sia da una parte che dall'altra erano cacciati, diciamo che ci si avvicinava con diffidenza a queste persone. Ma in effetti la prima slide che avevo messo era questa dell'ambiente, no? Le popolazioni, ripeto, erano veneti e trentini di fondovalle, più o meno l'origine è la stessa, insomma, diceva Silvia prima raccontando per sua mamma, erano di cultura e lingua italiana, no? Ecco, come altrettanto i veneti. E sopra c'erano questi cimbri, che poi questi cimbri sono immigrati tedeschi che più ondate sono arrivati al Medioevo, si sono piazzati lì, avevano conservato la lingua perché vivevano talmente in mezzo ai baruscari e le selve e non avevano pochi contatti, per cui avevano conservato questa lingua. Tutto il resto del confine, io ho detto prima, un confine concordato tra le potenze di allora, l'impero e la Repubblica Veneta, no? Che si hanno spartito i territori, tornando con poco rispetto per la gente che vi abitava, tu di qua, io di là, e qua passa il confine, no? Ecco, come una proprietà qualsiasi, insomma, no? E naturalmente cosa succedeva? Questa eterna problema della paura e della diffidenza per il diverso ha coinvolto anche loro, per cui mia madre e mia nonna
e sua sorella viste come austriacanti in mezzo Italia, gli altri visti come austriacanti quelli del Trentino, oppure italiani quelli trentini ma dell'impero che andavano dall'altra parte. Ecco, queste cose purtroppo sono di sicuro che succedono. Penso che quando si pensa alla guerra e ai movimenti delle popolazioni per mettersi a riparo, i posti come l'altopiano di Asiago erano i posti dove in teoria bisognava andare per scappare dalle città grosse. In realtà la logica della prima guerra ha stravolto tutto, perché hanno scelto proprio di venire giù attraverso l'altopiano per cogliere di sorpresa gli italiani, e quindi le popolazioni di questi paesetti che dovevano essere i più tranquilli del mondo sono diventate improvvisamente il fronte di guerra, e quindi penso che come siano stati colti doppiamente, non dico di sorpresa, ma che sono trovati in prima linea, e quindi penso che la domanda di prima, se si poteva organizzare o non organizzare, probabilmente non era previsto che venissero più dall'altopiano di Asiago. Ecco, da quelle poche cose che so. Allora, innanzitutto quello di rifugiarsi sui monti è un problema che succederà poi nella seconda guerra mondiale con i bombardamenti e i centri abitati, no? Questo è stato fatto in misura limitatissima nel numero. Quei confini in realtà, al di là di tutto quello che ci raccontano, la triplice alleanza, la triplice intesa, hanno tradito, non hanno tradito, tutti gli altri discorsi, in realtà era chiaro che era un fronte di guerra. Basta vedere tutte le linee dei forti che erano stati costruiti sia da parte italiana che da parte austriaca, preludio di quello che doveva essere uno scontro frontale, forti che poi si sono dimostrati. Oltretutto teniamo presente un'altra cosa, che nessuno scommetteva che gli austriaci avrebbero attaccato in quel settore, che tendevano a occupare gli altipiani di Asiago di Tonezza per avere la via libera lungo la Valdastico e puntare dritti a Vicenza. Nessuno aveva pensato a questo, perché tutti pensavano che era impossibile fare una guerra a oltre i 1500 metri. Questo era quello che si pensava. È stato Conrad, il generale Conrad mi sembra, che ha pensato questa cosa e ha scatenato, perché tutto era proiettato invece verso l'Isonzo, perché quello era il confine. Il confine era tra l'Italia, ex Repubblica Veneta, e l'Austria, quindi l'Isonzo faceva da confine. E tutto grosso era proiettato là, e quindi semmai che dovevano essere sfollati, quindi probabilmente con un minimo di organizzazione forse, quelli erano. Questi qua nessuno pensava, qualcuno pensava a delle belle battaglie formato cinema tra un forte e l'altro a cannonate, no? E quando invece sono presentati questi, sono venuti giù. C'è in Piero Pan che dice che quando i tedeschi e gli austriaci hanno attaccato, le truppe italiane più che scendere, ritirarsi, colavano dalla montagna. Erano proprio stati travolti, quindi immaginiamoci se avevano in mente come organizzare lo sfollamento delle persone, insomma, abbiamo detto muovetevi e scappate, finché avete gambe, insomma. Questa è la guerra, è inutile che ci raccontino i film delle guerre eroiche. C'è sempre stata più o meno nella storia, no? Le invasioni, quindi
questi eserciti che arrivavano nelle città, nei villaggi, distruggevano, violentavano, eccetera. Però questa mira proprio di bombardare una città, Asiago, che si sapeva che era una città militare, ma non c'erano, come dire, lì non c'era il fronte, insomma era una retrovia, però ha creato confusione. Quindi bombardiamo la gente, creiamo casino, per cui l'esercito italiano si trova incasinato nel muoversi, nel portare rifornimenti, nel andare al fronte, eccetera. Quindi è stato secondo me proprio la prima esperienza di bombardamento sui civili proprio per sfruttare il discorso guerra. Quello che sta succedendo adesso, no? Bombardano ospedali, scuole, tutte robe civili, perché questo crea caos, crea confusione, quindi crea quello che questi nostri signori potenti interessa che sia creato. Ma forse bisogna anche dire, l'ho letto in qualche parte, che Vicenza come città è stata proprio coinvolta da questo propagato in maniera massiccia anche, no? Giusto? Perché dall'altopiano in pochissimi giorni sono arrivati giù quasi 20.000 persone, insomma, no? Si sono trovati qua in città di Vicenza, un casino di gente, che non era gente autosufficiente, perché come ha detto prima il signor relatore lì ha spiegato bene che partite in pochissimo tempo, insomma poche ore per prepararsi, no? Tanto dicevano si torna su questo perché non sarà una roba molto lunga, no? E sono arrivati giù dopo giorni di cammino, vecchi, ammalati, donnicinte, bambini, compagnia piscola, trovarsi qua senza da mangiare, senza da vestirsi, sporchi, onti, puzzoni, e via Vicenza non sono stati accolti di fare, giusto? E mandati in giro per l'Italia poi senza sapere dove, chi, famiglie rotte. E Vicenza è stata proprio coinvolta in maniera massiccia. Vicenza e poi tutta la Riviera America anche, no? Una cosa innanzitutto il profugato non è interessato solo al Tipiano d'Asiago, ma anche da Tipiano di Tonezza, parte della Val d'Ebro, certamente tutta la Val d'Astico, tutti i paesi della Val d'Astico sotto, e perché, ripeto, il tentativo di attacco austriaco era quello di occupare le montagne sopra per sfruttare la valle sotto poi per il transito, perché per poi alimentare l'uscita in pianura avevano bisogno delle vie di rifornimento. Quindi questa era la linea che faceva. L'altra questione è che sia stato il primo esempio, anche quando c'erano i castelli medievali lanciavano le palle infuocate e il resto all'interno contro la popolazione civile assiepata dentro, quindi è una storia vecchia. Purtroppo la fantasia dell'uomo nell'ammazzarsi non ha limiti, insomma. I discorsi di attacco di massa, poi diciamo, per quanto avevano iniziato i tedeschi nella prima guerra mondiale, non gli austriaci, i tedeschi, con alcuni bombardamenti tipo a Venezia, anche a Vicenza ma limitato, Venezia e in altri posti contro i centri abitati. Ma certamente ha raggiunto il culmine nella seconda guerra mondiale, cui sono state rase al suolo, perché tutti abbiamo in mente Hiroshima e Nagasaki, la paura della bomba atomica, ma non dimentichiamo Dresda, Hamburgo e il resto che hanno fatto 100.000 morti alla volta, bombardati e bruciati, insomma, voglio dire. Quindi purtroppo, la cattiveria, la ferocia e questa capacità degli uomini di fare del male non ha limiti, insomma. Ecco. Certamente Vicenza, addirittura leggevo, non mi ricordo più dove, che avevano predisposto, ecco, tornando all'organizzazione, perché certamente erano stati colti di sorpresa i comandi italiani, perché gli austriaci è stato proprio un attacco improvviso. Poi avevano cominciato a far affluire dei camion e il resto alle periferie di Vicenza, perché c'era il pericolo di far sgombrare Vicenza, perché la direttiva dell'esercito austriaco era sfociare in Val d'Astico, arrivare a Vicenza, Padova e chiudere sotto a Venezia e tenere fuori tutto l'esercito italiano di là. Questo è stato, quindi in quei momenti, sai.
Era acceso. C'era bisogno di dirlo, ma comunque tutte le vostre testimonianze non fanno altro che mettere il dito sulla parte della sofferenza civile che una guerra inevitabilmente provoca, senza cascare nel tranello di dare delle guerre una descrizione epica o c'era, mi viene in mente che c'è un solo cantautore italiano che mette in bocca a un generale la frase che la guerra è bella anche se fa male. No, proprio no. La guerra è brutta proprio perché fa male. E viviamo tutti i giorni, pensavo prima quando qualcuno di voi ha detto mi è dato 6 ore per abbandonare la casa, non sapevo più se tira su i soldi o tira su il materasso o i figli, in fondo. È ancora in voga questa modalità di approccio alle popolazioni, perché se pensiamo che in Cisgiordania così fanno, le danno 3 ore per andare via e dopo tirano giù la casa. Magari non è una bomba, sarà una ruspa, ma il metodo è sempre quello, e le popolazioni, che siano i palestinesi che siano dell'altopiano di Asiago, soffrono in modo uguale, non è che... No, i commenti che abbiamo condiviso lasciano l'amaro in bocca. Allora, cercando di avere anche una visione un pochino ottimista, c'è un aspetto meno negativo, non tanto nelle sofferenze di chi viene spinto via, cacciato, ma nel fatto che queste persone, pur avendo sofferto, tribolato, poi tornano e ricostruiscono. Ed è un qualcosa di grande, si pensa, perché ci hanno detto abbiamo ricostruito la casa come era, c'è ancora, cioè sono delle cose che devono lasciare il segno. L'hanno lasciata a noi che abbiamo sentito i nostri nonni, la lasceremo ai nostri figli sperando di non dover passare attraverso una guerra, chiaramente, però insomma sono quelle cose che non devono proprio lasciarci cadere le braccia e sconsolati. Dobbiamo, adesso bisogna dire, essere resilienti, bisogna avere comunque fiducia nelle nostre capacità e nel fatto che nonostante la disorganizzazione o la cattivissima volontà dei, non voglio dire i politici, però di questi militari di una volta o di chi pensa alla conquista, c'è sempre una forza che fa risollevare le persone ed è un qualcosa che ci aiuta a pensare anche verso il futuro in maniera meno negativa, altrimenti ci sarebbe da prendere la colpa e mettersela in bocca, cosa che assolutamente sconsiglio, d'accordo? Mi è venuta in mente una cosa che abbiamo approfondito, perché noi come circolo qualche anno fa siamo andati a fare una gita da Cismon del Grappa e siamo andati su verso il lago del Corlo, non so se qualcuno lo conosce. Lì c'è un tempietto con la Madonna del Pendicino, lo chiamano, no? Perché dicono che la Madonna si appassa a un pastorello che abbiano costruito questo tempio con questa Madonna. Allora mi sono un po' documentata e ho scoperto che quella Madonna lì nel 1917 era andata insieme con gli abitanti di Cismon del Grappa a Giarre in Sicilia, cioè 1400 km di distanza, perché il fronte avanzava e quindi hanno dato l'ordine alla popolazione di via tutti con quello che avete, e sono saliti in treno perché in Val Brenta c'è la linea ferroviaria,
e li hanno portati a Giarre e loro si sono portati via sta Madonnina del loro paese. E poi quando nel 19 mi sembra sono rientrati a Cismon hanno riportato su la loro Madonna, e ancora adesso mi pare, non so se ogni 5 o 10 anni facciano questa processione con sta Madonna e allestiscono dei grandi archi con fiori nel paese per ricordare il ritorno dal profugato. Quindi è stata, penso, per la popolazione andare in Sicilia per dei non parlavano il cimbro in Val Brenta, ma dei trentini quasi austriaci, diciamo, perché il confine era nel canale del Brenta, quindi andare in Sicilia non deve essere stato facilissimo, però sono tornati e hanno ricostruito. Penso che l'esempio della prima guerra mondiale sui nostri monti ci faccia comprendere che c'è stata la prima esperienza grossa di sofferenze civili a fianco a morti anche militari, perché non si può dire dell'altopiano sono morti anche tantissimi militari, ma pian pianino col tempo è evoluto, la società è evoluta, nel senso che andando verso la seconda guerra mondiale il numero di civili coinvolti è sempre cresciuto in percentuale, tanto che se vi ricordate quando l'anno scorso abbiamo avuto ospite il dottor Pirus Mogadam di Trento che ci ha parlato della guerra moderna, lui portava dei dati, dei numeri e diceva che nella seconda guerra mondiale erano 9 civili contro un militare, facendo diventare vera la profezia di Don Milani che diceva che nelle guerre moderne ormai si salvano solo i militari. Quindi aver capito che già nella prima comunque i civili non se la passavano molto bene, tanti. Posso aggiungere un aspetto corollario della seconda guerra nell'altopiano, che è stato poi tutto il recupero del materiale bellico che era rimasto, che ha causato più morti paesani, diciamo, dopo il conflitto che prima, perché poi per necessità economiche andavano a recuperare queste bombe, e abbiamo purtroppo nell'altopiano, in particolare, tanti episodi in cui ci hanno dato le penne, tanta gente. Mi ricordava mio padre che lui era nato nel 17 e quindi era tornato all'altopiano, erano già passati 4-5 anni, c'erano trincee intere abbandonate all'ultimo momento, piene completamente di tutte le armi che i soldati avevano lasciato, quindi questi ragazzi andavano a giocare con le armi vere dentro le trincee, facendo fare delle battaglie dal vero, quindi è un altro strascico che la guerra ha lasciato e che quasi ancora oggi, nonostante tutte le bonifiche che sono state fatte, si riesce a trovare ancora degli ordigni bellici da una parte. Anch'io da ragazzo ne ho trovata una bomba con incoscienza dei ragazzi, l'abbiamo messa in cima a una ripia e l'ho buttata giù e adesso esplodeva. Per dire, insomma. No, e l'abbiamo lasciata là poi. Mi ricordo i cartelloni a scuola con tutte le... E recuperati, esatto, di Olmi, sì, dove la spiega bene. Per non raccogliere. Nelle scuole avevano messo quel cartellone con tutti gli ordini militari che pregavano di non raccogliere. Adesso non ci sono più, però una volta c'era. Ci raccontiamo come aneddoti di cui conversare qua tranquilli, ma queste qua sono cose tragiche, cose tragiche. Hai qualcuno che ha qualche cosa da chiedere, qualche cosa da riportare o da ricordare? E volevo sapere, tra le vostre
vostre ricerche, così, avete avuto modo di avere qualche testimonianza da parte degli ospitanti? Quindi, siccome tanti comuni sono stati sfollati dalla montagna verso la pianura, c'è chi andava a Parenti, ma a volte veniva scelto un paese e il comune si trasferiva in un altro paese della pianura. E gli ospitanti, avete avuto modo di avere qualche testimonianza? Cosa avete detto? Sì, allora il discorso è che noi una volta era nato questo perché si trattava del profugo, cioè quelli che erano stati i soggetti che erano diventati profughi. Quello sulla faccenda dei soggiorni e dei luoghi di permanenza, ne avevamo trovate diverse altre, ce ne sono in giro. Noi non avevamo testimonianza diretta, chiaramente, perché quello che facciamo noi, ognuno di noi ha sentito in casa, in famiglia, raccontare queste cose dai genitori o dai nonni. Quindi nessuno dei nostri era stato ospite degli altri. Quindi, però c'è una grossa documentazione, adesso vorrei dire, ma c'erano casi anche, sì, alcuni felici. Per esempio, pensi, prima ho citato quello di mia nonna, no? Che è andata con le 3 figlie a Perugia, e dopo un primo momento invece è andata benissimo, tant'è che mia madre in viaggio di nozze è andata a trovare la famiglia che li aveva ospitati, talmente era fatto il legame, quello del pugliese, che hanno trovato un discorso di accoglienza addirittura di un matrimonio, ma so di altri casi in cui sinceramente li hanno anche maltrattati, ma maltrattati veramente, perché questi arrivavano giù, come era stato detto, senza niente, avevano bisogno di tutti e visti come quelli che portavano via il pane, perché è successo anche questo. Però noi non avevamo, queste sono cose in letteratura. Mi ricorda i profughi dell'Istria e della Slovenia, che qua a Vicenza erano visti come una feccia, e quindi immagino che sia successo anche nella Grande Guerra, la stessa cosa. Sa, quando abbiamo a che fare con povera gente che ha poche cose, poi la paura del diverso, dello straniero, via di seguito, è inutile che ne parliamo tanto, visto che è pane quotidiano, no? Ecco, e quindi questo discorso, sì, insomma, può allargarsi a tante cose, insomma. Il progetto, se dovesse esplodere il Vesuvio a Napoli, che tutti i napoletani dovranno evacuare, se avete sentito parlare? I libici che sono stati cacciati dalle navi sono venuti su e nella zona di San Lazzaro hanno fatto delle case proprio per ospitare i libici che scappavano, che sono stati cacciati dalle navi. Tanto che io mi ero tutta lavorata dalla io. Quindi la storia si ripete. Con altri protagonisti che si ripete uguale nella sostanza. Non siamo disponibili e pronti ad accogliere altri e quando succede il caso dell'altro siamo un po' sotto contenti. Qualcuno che invece di parlare col vicino vuol dirla anche a noi? Nessuno? Comunque oggi è stata bello anche il modo con cui avete pensato di proporre un pezzo di storia nostrana in modo così vissuto e personale, quindi bene, sono contento. Piuttosto di una lezione di storia classica, meglio la storia vista da basso in un certo modo, perché è la storia vera alla fine, tutto il resto è fuffa.
qualcun altro che vuol dire una parola? Noi abbiamo qua la settimana prossima, tutti quanti. Non ci venga in mente la settimana prossima cosa dovevamo chiedere loro. Ma per esempio una delle cose che io così non sapevo, non so, forse loro sapevano tutti, ma io no, come mai la zona di Conco e di Campanelli Asiano, Conco, la zona lì dell'altopiano non è stata toccata dalla guerra, come mai? Allora, come ho detto, la linea di attacco degli austriaci, l'asse principale era la Valdastico e occupavano gli altipiani di Tonezza e via Sia. Tant'è vero che l'attacco arriva prima giù attraverso la Valdassa, no? E sfonda e arriva fino sul Cengio, perché non interessava lo sbocco poi in pianura sotto lì. Poi si sono allargati verso sinistra, ma non gli interessava andare di là. Le battaglie che poi hanno coinvolto le zone, quelle che accennava Giuseppe, poi Valcecona e via di seguito, Campo Mezzadia e tutto quello che arrivava, sono successive, sono con la battaglia del Solstizio del 17, quando ormai era già arretrato il fronte dall'Isonzo e tentavano di avvolgere il Grappa che faceva da perno, e là sono intervenuti in un secondo momento, perché loro prima hanno fatto l'attacco che ha coinvolto appunto i paesi di Asiago. C'è stata la resistenza sul bordo proprio, no? Sul Cengio, sul Monte Barco, il Magnaboschi, lo Zovetto e via di seguito, no? Quindi lì sono stati fermati gli austriaci molto più avvedutamente, visto che era mancata la sorpresa e si stava accumulando una quantità di truppe in pianura per aspettarli quando uscivano, si sono ritirati sulla linea che andava dal Verena fino a Monte Erio, il Zebio e le Melette, dove poi c'è il famoso consumato sull'altipiano di Lus, e si sono messi sulla crocora sommitale di Asiago pronti a un'ulteriore offensiva, cosa che hanno fatto nel 17, e allora si sono spinti verso il Grappa, non hanno sfondato, perché sull'Ecar, lo Zovette, il Valbella, Col del Rosso, poi la famosa battaglia dei Tramonti con la brigata Sassari e il resto, li hanno fermati. Avessero sfondato là, era la fine. Beh, è successivo quello, la prima ondata, quella del Profurato, è stata perché la direttrice era la Valdastico, e quindi certo, allora, se Lusiana sono andati via con calma, certamente l'hanno perché Conca ha dovuto scappare in fretta perché erano già sul Cengio quando lei era lì su. Approfitto e chiedo scusa naturalmente se disturbo, però non dimenticare quello che era un detto, si dice, ricordare per non dimenticare. Noi non possiamo dimenticare. Io non posso dimenticare perché da piccolo sono andato su quelle montagne, Valcecona, Campo Mezzadia e naturalmente Campo Rossignolo, dove c'è stata la guerra. Sono stato sul Zovetto, dall'altra parte c'è la Valdassa, lì sono arrivati gli austriaci, però di qua c'era la nostra divisione, no, la Genova, che hanno resistito sacrificandosi, morendo. Quanti morti? Con l'aiuto degli inglesi, c'è il cimitero degli inglesi, con l'aiuto dei francesi, c'è il cimitero a Conco dove ci sono soldati italiani, le salme di soldati italiani e di soldati francesi. Se da Lusiana io guardo Conco, vedo tuttora il cerchio del cimitero militare. C'erano cimiteri militari in Valcecona, in Galgi, sono stati recuperati. Io stavo pensando al signor Anger, mi sembra che è di Balbinoi, del Monte Cauriol. Mio nonno, Giuseppe Sosta, 3 settembre 1916, sul Monte Cauriol, era artigliere, era mitragliere, è arrivata la bomba, morto lui, morto il tenente Pilati, il nostro compaesano
ha detto Beppi, mi arrendo a Sassare, mi arrendo, e venivano le bombe dal di sotto da Ziano dei Femmi, perché 3 giorni prima avevano conquistato il Monte Cauriol, da Canale San Bovo, Cauria, e sono andati su. E lì il battaglione Bassano e poi il battaglione Van Brenta hanno dovuto difendere. Mio nonno è un caduto, mia mamma una orfana. Quel giorno ci sono stati. Io porto il nome di mio nonno. Grazie per l'accoglienza. È stata una guerra, l'ultima forse grande, dove ci sono stati grandi sacrifici anche militari. Adesso se si pensa che riescono a far premere un bottone qua a allungare, e se vogliono mandano un missile in Iraq e neanche vedono cosa succede, e i militari si acquava, ma in Iraq non si divertono. Cioè la guerra è cambiata, è diventata sempre peggiore anche per questo motivo qua. No, non vorrei aggiungere tristezza, però di prima mano, 3 anni fa è mancato un ragazzo di 21 anni, tanto per collegarmi un attimo al discorso di Giovanni, che la guerra purtroppo ha fatto le sue vittime anche dopo. E questo ragazzo aveva una casa vecchia dei nonni a Sasso di Asiago, e nei lavori di ristrutturazione per fare il cappotto ha toccato un tubo pieno di nitroglicerina ed è morto. Quindi, e questa è una cosa che è successa proprio qualche anno fa, per dire che la cosa è ancora, diciamo, ha una certa attualità. Sì. Gian Guido, cosa facciamo? Andiamo, che aspettando arrivano. Fa parte di quello che è la guerra, di tutto quello che c'è stato, l'ho vissuta per conoscenza, perché amo molto l'altro piano. E adesso però mi chiedo, e vado purtroppo in politica, è giusto che ci abbiamo per creare la pace? No, ci abbiamo. Pertinente come? Perché non è pertinente? È che non siamo probabilmente noi che dobbiamo dare una risposta a una domanda così complicata. Non è finita la corsa, la rincorsa della guerra, non è finita, anzi sembra che sia la soluzione dei problemi, però bisognerebbe che qua davanti ci fossero i nostri governanti alla fine, da sentire cosa è successo e cosa succede. Il dramma è che adesso è l'intelligenza artificiale che fa la guerra, e l'intelligenza artificiale non ha la morale, è amorale, e questo è un dramma. Sì, ma dopo delegano all'intelligenza artificiale il compito di fare la guerra. Guido, Caino e Abele, chi ha fatto la guerra senza armi, e siamo una bastonai se la qua. Allora voglio dire, adesso invece con la bastonai tira una scioppetta e dopo io fa fare un robot. Sempre io. Solo che non vedono il fucile, non vedono l'uomo che muore, non vedono, per cui non vengono colpiti dal punto di vista morale da quello che dovrebbero vedere, è quello il discorso. Purtroppo è così. Bisogna ricordare che, e qua dentro l'abbiamo detto una volta, anni fa, che quando è stata inventata la balestra che sparava un po' più lungo dell'arco,
era ritenuto un'arma immorale, perché non si vedeva la vittima perché era talmente in là che non lo vedevi. Guardate adesso che staremo a 3.000 km. È sempre l'uomo che decide di fare. Allora, noi vi ringraziamo anche per questa in grado di darci in un tempo molto limitato, quindi devo dare tanto. So che sono stato sarebbe nella fase di preparazione, però era giusto. 50 minuti. Sì, benissimo, perché non è che avete fatto passare 50 minuti dicendo niente, cioè quello che c'era da dire, le suggestioni che volevate passarci sono arrivate di sicuro. Quindi grazie e complimenti.